presidente Luca Giovannone, dopo qualche mese di riscaldamento nella stagione precedente, un'annata trionfale per lei e per la NIS. No, io non mi sono riscaldato, io sono presidente dal 3 agosto, Sì, sì. prima ero un semplice sponsor, Mhm. quindi ero un navigatore che non guidava la nave. La nave l'ho iniziata a guidare dal 3 agosto, anzi un po' prima perché insieme all'altro precedente presidente Sergio Iacono abbiamo fatto la squadra. E sì, quindi al primo tentativo è arrivato il risultato della promozione in Serie D dopo 11 anni che la Nissan mancava in questa categoria. È stata una corsa straordinaria, neanche l'inciampo momentaneo contro la Profavara ha bloccato questo treno inarrestabile. No, perché comunque è normale che in un campionato su 30 partite ne puoi perdere una, anzi ne puoi perdere anche più di una. Noi 27 partite, una sconfitta e 2 pareggi, credo che sia invidiabile questa performance, anzi sembra che in Italia, in Europa e nel mondo non ci sia nessun'altra squadra che ha fatto una performance così, quindi speriamo di ripeterla l'anno prossimo in Serie D. E tra l'altro, prima di passare appunto alla Serie D, forse il risultato più bello al di là di quello del campo è vedere il Tomaselli sempre pieno. Sì, c'è una grossa partecipazione di pubblico, ringrazio i tifosi moderati e gli ultras di seguirci, c'è sempre 2000 persone stabilmente, abbiamo fatto 2 sold out e quindi questo è solo l'inizio per questa città di Caltanissetta, per questo splendido popolo nisseno che ha fame di calcio. Ecco, entriamo appunto adesso nel vivo. La Nissa torna in Serie D, abbiamo già sentito qualcosina, ma quali sono gli obiettivi e anche più che altro le ambizioni, perché forse è meglio parlare di ambizioni, nonostante comunque un campionato con delle piazze importanti. Allora, noi entriamo intanto con umiltà, essendo una matricola, e con il rispetto delle altre 17 squadre. Però lo posso già dire perché so che ho fatto un budget importante insieme agli altri soci, che entriamo in Serie D non per l'intenzione di lottare per salvarci, ma per molto di più. Dopodiché sì, ci sono piazze molto importanti come la Regina, come il Siracusa, città più popolose di Caltanissetta, ma come dice qualche tifoso della Nissa, giocano 11 giocatori nostri e 11 giocatori loro, quindi giustamente hanno l'ambizione, come ce l'ho anche io, di ben figurare e di giocarcela contro tutto e tutti. Siete già al lavoro sul calciomercato, aspettiamo ovviamente l'inizio di luglio per i primi annunci ufficiali. Abbiamo riconfermato 10 validissimi giocatori che avevamo l'anno scorso su 25, faremo una rosa di 25, ne mancano 15, attendiamo che si possano contrattualizzare. Dal 1° luglio questo succederà, dal 1° luglio ogni giorno annunceremo uno o più calciatori, direi uno o più bombe perché stiamo trattando pensando a profili di altissimo livello.